Però qui, guardate, una In giornata vista dell'insediamento di Rosario Crocetta a Palazzo d'Orléans, previsto per mercoledì, il neogovernatore si trova a Lampedusa tra relax e solidarietà, dove proprio ieri ha accolto i migranti sopravvissuti al naufragio di sabato che è costato la morte di 11 persone. Crocetta sta al contempo valutando una serie di documentazioni. Si va dalle società partecipate con conti in rosso alle voragini dei conti della regione con debiti di 41 miliardi e residui attivi inesigibili, passando per le vertenze riguardanti i 18.000 precari degli enti locali e i 25.000 forestali. Formazione della giunta di governo in fase di concretizzazione, con la candidatura di Franco Battiato che sembra vicinissima al buon esito. La decisione non l'ho ancora presa, ammette il cantautore di Milo, ma è un'occasione unica per contribuire alla crescita della Sicilia, dove si avverte una fortissima esigenza di cambiamento. Le condizioni poste da Battiato sembrerebbero essenzialmente due: nessuno stipendio, ma soprattutto una limitazione dell'impegno mirato a progetti. Non potrei seguire quotidianamente i problemi di un settore vasto come quello dei beni culturali, osserva, altrimenti dovrei cambiare mestiere. Ma se posso, una mano la do volentieri. Intanto Crocetta attende le risposte dell'avvocato Alfredo Galasso, tra i fondatori della Rete, Mariella Fedele, consorte del procuratore antimafia Piero Grasso, e Giancarlo Caselli, ex capo della Procura di Palermo, oggi procuratore a Torino. Nel frattempo l'assessorato all'economia sta tentando di interrompere i derivati, cioè i contratti stipulati con gli istituti di credito da parte dei governi targati Cuffaro. Spieghiamoci meglio. Negli anni scorsi la Regione ha chiuso contratti con 6 banche, prevedendo che se gli interessi dei mutui si fossero attestati all'interno di una soglia prefissata, la Regione Sicilia avrebbe incassato un premio dalla banca. Viceversa, sarebbe stata la Regione a versare una somma premio all'istituto di credito. Fino a questo momento l'unico guadagno è scaturito dall'accordo con la Royal Bank of Scotland, che tra l'altro, come affermato dal capo gabinetto Maurizio Pirillo, ha chiesto di risolvere il contratto, mentre il resto dei contratti per derivati hanno portato la perdita di circa 14 milioni annui. Ma c'è una grande minaccia da sventare, il rischio sempre più concreto dell'abbassamento del rating, cioè il giudizio sull'affidabilità delle casse regionali a opera di agenzie internazionali. Questo farebbe scattare una clausola che consentirebbe alle banche di esigere l'intero valore dei contratti di derivati. Cioè, come dice l'ex assessore Armao, si rischierebbe di dover versare all'improvviso dai 300 ai 320 milioni. L'assessorato mira quindi a intascare il premio dalla Royal Bank of Scotland e utilizzarlo per pagare le penali finalizzate alla chiusura dei contratti con almeno 2 delle restanti 5 banche, preferibilmente la Nomura e la Merrill Lynch, quelle che stanno arrecando maggior perdite. Il tutto alla fine di evitare un ulteriore danno. Ma l'intera operazione si svolge in un limbo di passaggio tra la vecchia e la nuova amministrazione e proprio quest'ultima potrebbe rimescolare le carte.